Siamo giunti alla terza corsa, un confronto per cavalli di 4 anni, seconda gentleman del pomeriggio. Sul miglio si affrontano buoni cavalli di 4 anni, sono 7 dietro le ali dell'Autostart, 1 Evita Peron, 2 in Plan B, 3 Elemis Dorio, 4 Eva Doctor, 5 Hermes Gar, 6 Ever Queen, seconda linea, 7 Elton John F. In chiusura è Elemis Dorio il più appoggiato. Elton John F è la principale alternativa, si gioca anche Ever Queen. Macchina che accelera, Ever Queen cerca di sorprendere tutti dall'esterno e in 100 metri riesce a superare Numero Eva 2 in Doctor, Plan B, ma squalificato. non Elemis Dorio che si oppone sulla piegata. I due continuano in lotta, 200 metri iniziali in 13,8, insiste all'esterno Ever Queen, poi si accoda in seconda posizione quando trova il posto per accodarsi. Sbaglia invece Numero 4 Eva Doctor, 400 squalificato. iniziali in uno svelto 28,3. Continua a guidare, buona andatura Elemis Dorio nei confronti di Ever Queen. Più indietro c'è Elton John F. Tanto i 600 in 43,2. Natura molto sostenuta con strappo iniziale notevole per i primi due. Se ne va il giro di gara completato nell'ordine del 58 secco. Quarta posizione rimane Vita Peron. Non cambia nulla, tatticamente tutti in fila indiana alle spalle di Elemis Dorio che non consente avventure esterne, 1,12,9 il chilometro. Ora prova a spostare Elton John F dalla terza posizione, va su Ever Queen quando siamo a poco più di 400 dal palo. Il parziale è ancora svelto in 14,1, eppure Elton John F guadagna su Elemis Dorio, che deve essere sollecitato. Elton John F lo avvicina, ha perso contatto invece Ever Queen, entra ancora con una lunghezza abbondante di margine in retta d'arrivo Elemis Dorio. Elton John F ci riprova in arrivo, ultimi 80 metri di gara con Elton John F che insiste e nel finale si avvantaggia per vincere sullo stesso Elemis Dorio, numero anche di Elton John F. 30 a chiudere dopo il 29 di penultimo quarto, 1,13,1 il ragguaglio conclusivo per Elton John F e Matteo Zaccherini. Al training Massimo Compagno per la scuderia Prosperus. Andiamo a rivedere la retta d'arrivo con Elemis Dorio che accusa un po' nel finale, vedete Elton John F che aveva spostato ai 500 e in retta d'arrivo guadagna terreno sul rivale per piegarlo di un'incollatura sul traguardo. Vittoria ancora per Elton John F, Elemis Dorio comunque degno avversario al secondo posto, al terzo chiude Ever Queen.